Bene, Mario Serafino. Grazie. C'è una volta non ci cade miez a piazza Gesù tutti i giorni abbandonate con sole in faccia e niente più con una fisarmonica scordata a dois cacciava una serenata che deve elemosine signore per farci a zuppa qualche rura io per dopo vecchie sventurate sfruttando sta miseria e ruggegata campavano chissà che bella gente levano poca chi teneva niente conosco una città che tale quale scegate come il vecchio là non vedo che l'hanno abbandonata non vero che si fa sole sputtare se non si fa passare sta malattia fatte canzoni chiante e nostalgia se non si accontenta e s'arrancia le vanne a chi fatica dignità paese, città, volta settimana non dà mangiato a certe ruffiane e non t'aspetta più niente a sti signore qua carità non può papà nessuno città, volta settimana non dà mangiato a certe ruffiane e non t'aspetta più niente a sti signore qua carità non può papà nessuno Grazie. Ocecat. La musica. Grazie. Grazie a te, Mario. Ocecat. Bellissimo. Bene, allora per scoprire che cosa significa Ocecat, chiamiamo qui sul palco il nostro Antonio Cessari. Autore, compositore, musicista, di tutto, di più. Antonio, ciao. Ciao Mario, buonasera signori. Allora, carissimo Antonio, vieni qua, vieni a qua. Prima di tutto posso dire una cosa a proposito di Mario, che con lui oramai ci conosciamo dal 2011. Ti ricordi la famosa canzone sui 150 anni dell'Italia che ti ha portato a successo, mi pare, con 200.000 visualizzazioni. Esattamente, se non Mamma sbaglio. mia, un applauso ragazzi, complimenti. E quindi dal 2011 che vengo a trovare Mario ogni volta che fa il Canta Festival Giro, insomma è un onore per me stare qua. E quindi allora, posso dire due parole su Ocecat, è un paragone tra un cieco e la città di Napoli.
praticamente considerata anche lei una cecata, nel senso senza occhi, spesso non ha visto e spesso è stata sfruttata, lasciata abbandonata lì sulle sue bellezze e nessuno poi l'ha curata. Dedicata alla bella e complicata Napoli. Bravo. Complicata Napoli. Esattamente. Elena voleva conoscerti meglio e anche Sonia, quindi Elena Sì, Presti, infatti, Piacerissimo. Sonia È stato un Maglione. È stato un piacere, veramente. È un bel connubio tra di voi. Sì, e in Si è effetti creato- ci siamo trovati Noi abbastanza siamo come bene. la coppia Battistimo Gomez. Vedi, è una sinergia Poi forte. lui è sempre esagerato, ovviamente. Vabbè, No, però no, dai, no. lui è bravissimo, lui è un grande Tra cantautore. Napoli Poi Sì, oltretutto anche sì. il maestro fa anche comunque i testi del Cantavestito Giro. Sì. Lo dobbiamo Per dire. chi? no? Grazie. Per chi? Non è una... I testi, diciamo, Sì. tutto sì. quello Dei della- vari artisti Sì, anche Sono, che collaborano. diciamo che sono sì. nello staff, diciamo, Nello Mario staff mi chiama anche nello del staff. Cantavestito Giro. Bene, allora Mario Serafino e Antonio Cessari. Grazie. Grazie, ciao, arrivederci. Grazie Antonio, grazie. Bravi. Grazie per essere ritornato. Mamma mia, è un'emozione sempre. Elena, veramente. Sì. Allora, Sonia, chi abbiamo Sì, adesso è adesso? il momento invece